appuntamenti per venerdì 21 novembre. Per la giornata nazionale degli alberi a Chiavari c'è un incontro su Un giardino del Novecento, il restauro del parco di Villa Rocca Chiavari, un viaggio tra l'esotico e il nostrano, dalle 9:30 all'Auditorium San Francesco. Mostra di armi, uniformi e armature al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, organizzata dall'Associazione Gente di Liguria. Fino al 23 febbraio è possibile visitare la mostra Sacro e Pop, la quasi oliva speciosa in Campis, allestita al Museo Diocesano di Genova. La mostra si propone di raccontare la doppia vita dell'opera di Niccolò Barabino, orari di apertura 14 e 18. Nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari è esposta la mostra fotografica Oro, Blu, Nero, si può visitare dalle 14:30 alle 19. Al Teatro Comunale di Sori inizia Fattore Comune, il talk show ideato e promosso dal Consorzio per la Focaccia di Recco IGP, inizia alle 14:45. Nel municipio di Savona c'è la cerimonia di premiazione dei vincitori della 18ª edizione del Premio Cronin, promosso dalla sezione IGB Parodi dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Inizia alle 16:45 e interverrà l'economista Carlo Cottarelli. Inizia il corso di ASL 4 i venerdì del CDCD, rughe di memoria, cura della mente che svanisce. Dalle 17 al punto accesso unico di Chiavari con l'introduzione al corso. Prosegue il programma di A Teatro Nessuno è Straniero al Teatro Sociale di Certosa di Genova alle 17 dei Gypsy Marionettist. Alle 20:30 lo spettacolo di stand-up comedy Rom vs Tutti con Rashid Nikolic. A Chiavari fa tappa al tour nazionale Peace at Work, il lavoro costruisce la pace, promosso dalle ACLI nazionali. Alle 17:30 l'incontro pubblico all'Auditorium San Francesco. Alle 18 nella Sala Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova presentazione del libro Blusa Teheran, la psicoanalisi e il lutto. L'autrice Gouar Omayonpour dialoga con lo psicanalista Vittorio Lingiardi. Al Teatro Strada Nuova di Genova va in scena un adattamento di A Christmas Carol di Charles Dickens con Jude Charlton, inizio alle 19. La diocesi di Savona Noli organizza una serie di incontri intitolata Con i giovani, uno sguardo aperto su di sé e sul mondo. Alle 20:30 al seminario vescovile Sergio Massironi parla di La sfida dell'unicità, come diventare ciò che si è. Al Teatro Acropolis di Sestri Ponente prosegue il Festival Testimonianze e Ricercazioni, che prevede 50 appuntamenti fra spettacoli e eventi sul tema del dialogo fra le arti. Alle 18:30 un incontro sul tema della crisi della rappresentazione con Lorenzo Mango, Salvatore Margiotta e Mimma Valentino, studiosi docenti dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Alle 20:30 proiezione del film di Clemente Tafuri dedicato a Carmelo Bene. In occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Savignone propone la rassegna Donne libere di contare e di cantare. Alle 21 a Palazzo Fieschi concerto contro la violenza sulle donne a cura della Corale Isorelle con le letture delle esploratrici della scrittura. In contemporanea sarà promossa una raccolta benefica per il Centro Antiviolenza Mascherona. Al Teatro Gades di Genova c'è lo spettacolo Tragicommedia della Genesi di e con Matteo Pepitone, inizio alle 21.